Una voragine lungo l'asfalto, un ponte completamente crollato a causa delle violente piogge. È quanto accaduto ieri pomeriggio alle 17. Una porzione di strada sulla provinciale 38 in provincia di Caltanissetta, al confine tra i territori di Mussumeli, San Cataldo e Serra di Falco, ad un passo dalle miniere Bosco, non esiste più. Al momento del crollo nessuna auto si trovava a passare, ma era appena transitata una famiglia. Tragedia sfiorata dunque. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per chi arriva da Serra di Falco e vuole raggiungere Mussumeli. Il traffico è deviato per Montedoro. Chi da Mussumeli intende arrivare a Caltanissetta è costretto invece a percorrere la provinciale per Bonpensiere. Un'altra ferita si è aperta sulle martoriate strade siciliane e il collegamento tra i comuni è diventato veramente problematico, ha sottolineato il deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente dell'ARS Giancarlo Cancelleri. Gli automobilisti sono costretti, continuano a fare percorsi alternativi, sempre disastrati e allungando di molto. È ovvio che così non si può andare avanti per molto. La Sicilia frana, conclude Cancelleri, la regione sta a guardare. Musumeci intervenga subito.